ritrovati a questa puntata della rubrica Friuli Lavoro in collaborazione con MAV. Qui alla mia sinistra questa sera ho Deborah Guadalupo, HR Specialist. Buonasera. Buonasera Guadalupo. Abbiamo anche come ospite il direttore del personale del gruppo Danieli, Stefano Stafisso. Buonasera Stafisso. Buonasera. Bene, Guadalupo, partiamo dalle agenzie per il lavoro. Spesso nella testa della gente, quando si parla di agenzie per il lavoro, si pensa al precariato, alla selezione di profili generici, invece la situazione è ben diversa. Sì, senza ombra di dubbio. Io dico sempre dimentichiamoci l'idea di agenzia per il lavoro legata solo al reperimento di profili generici e per periodi temporanei. Ormai il nostro ruolo è cambiato, si è evoluto nel corso degli anni ed è sempre più quello di trovare una giusta collocazione ai lavoratori che entrano e si affidano a noi. Parliamo di lavoratori sia disoccupati ma anche sempre di più lavoratori occupati e che quindi sono alla ricerca di un'alternativa o magari una maggior serenità professionale. I profili che ci richiedono noi li associamo a tre caratteristiche, a tre tipologie principali, a tre settori, che sono i settori che i robot in futuro non copriranno e dove non arriveranno. Sono associati appunto all'analisi dei dati, alla comunicazione sui social e alle aree di produzione, logistica e automazione. Parliamo appunto di profili come supply chain manager, commerciali di nuova generazione, addetti al marketing, piuttosto che addetti alla programmazione della produzione, ad esempio. Ecco, ma quindi in che modo oggigiorno una persona che ha un lavoro ma che vuole cambiare, cercando magari di ambire a qualcosa di diverso, di superiore, deve fare? Quali sono gli ingredienti per il successo? Se dovessi dare alle persone che si rivolgono a noi una ricetta per trovare un'occupazione efficacemente, sarebbe certamente quella di concentrarsi sulle proprie caratteristiche personali e attitudinali. Parlo in primis certamente dell'aspetto motivazionale di chi arriva a sostenere un colloquio, oltre a quello sicuramente la curiosità professionale e l'aspetto della flessibilità. Lavoriamo con aziende altamente ricettive, consideriamo che appunto da gennaio a settembre del 2017 abbiamo già operato 130 inserimenti diretti nella sola regione del Friuli Venezia Giulia, oltre 1 migliaio in tutta MAV, con una copertura che arriva solo al nord d'Italia. Il nostro scopo è anche quello di dare ai candidati che si rivolgono a noi un'alternativa a cui magari non avevano pensato, ma a cui magari sono stati preparati durante il percorso universitario. Se un laureato in economia entra da noi, potremo certamente proporgli gli ambiti canonici di consulenza, ma andiamo invece a proporgli un'alternativa che può essere ad esempio quella della consulenza funzionale, ossia un ruolo che consente un'analisi e un'aggregazione dei dati per fornire alle aziende clienti degli strumenti che consentano all'azienda di formulare delle strategie magari per mettere in atto nuovi obiettivi relativi all'azienda e a quello che andrà a fare in futuro. Stafisso, quali sono i profili professionali che voi nel gruppo Danieli cercate prevalentemente? Bene, noi siamo i leader mondiali nella produzione di impianti per metalli. Di conseguenza, essendo realizzatori di sistemi complessi, abbiamo la necessità di reperire sul mercato numerose tipologie di professionisti. Fondamentalmente si parte dall'ambito manufacturing, quindi da tecnici di officina, per passare a tutta la parte dell'area acquisti, per giungere appunto alle linee di prodotto e quindi a uffici tecnici, e parliamo quindi di ingegneri progettisti sia in ambito meccanico ed anche naturalmente in ambito elettronico, quindi softwareisti ai vari livelli, per giungere a project manager e ad ingegneri che naturalmente che poi saranno avviati alla professione di tecnico commerciale. Parlando di soft skill, di fatto parliamo di attitudine. Se parliamo di capacità attitudinali, dobbiamo concentrarci essenzialmente sulla motivazione, sulla capacità di lavorare in team in un'azienda così complessa e naturalmente sull'attenzione al risultato. Benissimo, ringrazio Guadalupo e Stafisso e ci vediamo fra una settimana con un'altra puntata della rubrica Friuli Lavoro. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.